Dopo 23 giorni di ricovero in ospedale è morto il pensionato di Piazzola sul Brenta colpito dalla febbre del Nilo, prima vittima nella provincia di Padova della West Nile. Il settantenne, punto da una zanzara nel giardino di casa in via dell'Orto, aveva accusato i classici sintomi debolezza e febbre in un quadro di salute già compromesso. Non sono bastate le cure tempestive, le sue condizioni non gli hanno permesso di contrastare il virus. Il caso era stato segnalato dall'USL 6 che ai primi di settembre ha comunicato tutto al comune di Piazzola. La puntura della zanzara infetta quasi sicuramente ad agosto nel giardino di casa, visto che l'uomo non si era mai allontanato per le vacanze. L'azienda sanitaria aveva reso noto che comunque non era stato necessario l'intervento di disinfestazione straordinario nell'area di residenza del malato, dato che l'amministrazione comunale aveva già attuato il piano di disinfestazione delle zanzare previsto per il 2019. Il caso di Piazzola sul Brenta è il primo morto nel Padovano, il secondo nel Veneto dopo un decesso nel Vicentino in agosto.